Buongiorno a tutti ragazzi, allerta meteo in 8 regioni. Oggi davvero sarà una giornata molto brutta, perlomeno in effetti nel sud Italia, quindi non a nord Italia, ma bensì diciamo nel centro-sud Italia. In effetti ci sta l'allerta gialla sulle Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Quindi in effetti sono 8 le regioni a rischio idrogeologico, quindi forti temporali, qualche grandinata, quindi massima attenzione in queste 8 regioni. Lei potrete trovare informazioni anche sul sito della Protezione Civile. Ciao avvocatello, lì il tempo com'è? Bene? Qui si sta mettendo proprio nero nero la situazione. Ieri stanotte ha piovuto molto fino a mezzanotte, poi dopo si è calmato. Ah, sta piovendo ancora, figurati. Quindi ragazzi, massima attenzione. Ciao, grazie. In queste 8 regioni, quindi sulla Sicilia, sulla Calabria, sulla Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo e Marche, quindi in effetti quasi tutto il sud Italia, in effetti si può dire, un po' centro-sud. Quindi tutto il giorno sarà così fino a stasera, poi da domani sembra che già tutto sembra cambiare, quindi questo è valido per la giornata di oggi, giovedì 3 ottobre in effetti, quindi oggi perlomeno ci sta questa allerta gialla, quindi come stava pure ieri in effetti, quindi diciamo tutta la fascia adriatica, compresa un po' diciamo della Campania, della Calabria, della Sicilia, quindi in effetti sulla cartina della protezione civile ci sta tutta la fascia adriatica, poi la Campania, Calabria e Sicilia, la Sardegna e il resto d'Italia porta bel tempo, anche se qualcuno dice come avvocatella che sta piovendo diciamo da loro, quindi in effetti non mi meraviglia, anche perché adesso con l'arrivo, sì, ma pure qua ho fatto delle video prima, sono asciutte le strade, ieri ha fatto diciamo una 3-4 ore di pioggia, stamattina le strade sono asciutte proprio non gli ha fatto proprio niente, eppure non dico che ha fatto proprio violento, però chi ha visto il video ieri sera si vedeva tuoni, lampi, non si capiva quasi nulla. Tutto contento, io ho detto domani, stamattina mi sveglio e vedo le strade tutte asciutte, quindi. E vabbè, quasi ora, stiamo a ottobre quasi, 3 ottobre, quindi. Io già quando stavo a Torino il 3 di ottobre già vedevo le prime nevi sulle Alpi in effetti, quindi quando stavo a Collegno avevo la montagna di fronte, quella della Val d'Aosta mi pare che erano le Alpi, e già erano ricoperte più o meno il tetto di neve in effetti, quindi sì, avevo la montagna quella della Valle d'Aosta di fronte a Collegno, e sempre quando salivamo a ottobre ci stava sempre quella neve sopra diciamo, il cono della montagna. Quindi diciamo che fra poco incomincerà davvero il vero inverno. Quindi anche perché questo uragano che sta passando Lorenzo ancora è passato, diciamo, sì, lo so, noi stavamo a Collegno, ogni volta che arrivavamo con l'auto guardavamo lassù e dicevamo mamma mia, guarda là, ci sta già la neve qua. Quando poi a Salerno qua stavamo ancora a mezze maniche. Quando arrivavo per la fiera di ottobre, in effetti già lì ci stava la neve. Dico salute. Poi in effetti ci sono stato in Val d'Aosta, sono stato a maggio eppure ci stava la neve. Secondo me la fa sempre fredda al finale, quella montagna è sempre ghiacciata.
Solo nei periodi estivi, cioè giugno, luglio, agosto non l'ho vista la neve là. Cioè i 3 mesi estivi no, ma come fa settembre, metà settembre, ottobre ci sta già. E Lorenzo sta in Europa attualmente, quindi perciò forse il meteo è un po' diciamo sballato. In effetti oggi in Friuli Venezia Giulia non doveva piovere. Forse è causato stesso dall'arrivo di questo uragano sull'Europa e quindi sposta tutte le nuvole in tutte le parti, anche perché ragazzi con venti a 260 km e con 1300 km di apertura, cioè un diametro esagerato. Quindi questo sposta automaticamente maltempo e tutto, quindi perché è proprio grosso in effetti. 1300 km ragazzi, calcolate che dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia, tanto per dirvi. Vedete che diametro ha questo Lorenzo e capirete quanto è immenso. Quindi questo diciamo sta spostando, ma dice che si dovrebbe esaurire al momento. Ciao Valeria. Però per il momento ancora non si è esaurita, sta ancora camminando a forza 5. Ha passato l'isola Azzurra, adesso si sta dirigendo verso il Regno Unito, più o meno si pensa. Però c'ha questi forti venti, quindi è questo diametro ancora esagerato, quindi sposta tutto quello che trova, quindi non mi meraviglio se il meteo non riesce ad essere qui no, in Friuli sì, ad esempio ad Avvocatella piove, quando poi ieri abbiamo visto in diretta che non doveva piovere, quindi stavo spiegando che forse l'uragano sta cambiando un po' le traiettorie delle nuvole in effetti, perché è entrato in Europa e quindi questo è capace con un suo diametro di 1300 km e con venti oltre 260 km orari può spostare le perturbazioni tranquillamente, quindi può passare. Sì, sì, neanche qui sta piovendo, ci ho messo già dopo la mezzanotte ieri, quindi. Però io adesso sto proprio sul sito, diciamo, del Dipartimento della Protezione Civile e ci sta l'allerta gialla per Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, quindi 8 regioni. Qui ho fatto il video prima, è nero davvero, però non piove ragazzi, è proprio scuro scuro, ma non butto una goccia d'acqua, forse fra poco, non lo so. Poi in effetti in Friuli Venezia Giulia ieri portava senza una nuvola l'Italia, potete vedere, guardare il video di ieri, stava quello là in diretta, quindi poi sta piovendo, come potete vedere l'uragano sta cambiando un po' la situazione barica, diciamo, di tutta l'Europa. Quindi è capace che dove doveva piovere non piove, dove deve piovere piove. In effetti è un casino proprio, in effetti, perché questo qua sposta tutto, in effetti. Quindi anche il meteo aveva detto non possiamo dire con certezza oramai le previsioni. Macchiata di sole, mamma mia. In effetti possiamo dire che questo uragano può cambiare il meteo di tutta l'Europa, quindi è capace che diciamo che oggi piove in Friuli Venezia Giulia, ma poi non lo fa, perché è dovuto allo spostamento delle nuvole da parte di questo uragano, che come ripeto è entrato in Europa attualmente stamattina, ha passato l'isola Azzorre, quindi ora sta in Europa. Quindi essendo molto largo 1300 km sposta tutto. Significa che può spostare tutto in effetti, tira le nuvole, le porta via, le manda via, arrivano. In effetti può cambiare diciamo tutto il meteo in Italia, quindi è capace che questa nuvola che ora acquista nera a Salerno, se la influenza l'uragano la porta via in effetti, quindi la spazza via ed esce il sole, faccio un esempio, no? Perché questo uragano c'ha una forza esagerata, quindi questo nuvolone nero che sta qua in Campania è capace che se arriva una ventata di questo uragano la spazza via. No, qua latte di soia. Quindi in effetti può cambiare
diciamo le condizioni meteo che sono predestinate a dire, come abbiamo detto, che ieri in Friuli, Lombardia e tutto il nord non doveva stare sole oggi in effetti lì. Quindi in effetti Avvocatella dice che piove, quindi è un po' strano anche perché ieri sul Friuli non c'era una minima nuvola, una sola, e l'ho guardata fino a ieri sera tardi, quindi in effetti non portava neanche una nuvola. E non è che io controllo un solo meteo, io controllo tanti meteo che stanno in tempo reale, capisci? C'è tutte le perturbazioni che arrivano, non stava nulla. Quindi devo pensare che in mattinata questo uragano che è entrato in Europa stamattina ha influenzato le piogge nel Friuli, come può darsi pure in Lombardia e in altre parti d'Italia, questo non lo so. Ciao Letizia, buongiorno. Quindi diciamo che è così ragazzi. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata e ci vediamo stasera alle 21 con la diretta con i ragazzi dell'osservatorio astronomico che vogliono partecipare a questa diretta. Si parlerà giustamente di cose strane. Ha detto che pioveva, Avvocatella. In effetti parleremo di meteo, UFO, astronomia, un po' in generale, un po' di tutto, quindi i ragazzi poi sono preparati, diciamo, a livello astronomico loro, però vogliono parlare anche di misteri, UFO, alieni, altre cose, quindi vogliono intervenire sul canale per parlare. Alle 21, ho fatto alle 9 stasera perché ho detto fare un orario che più o meno tutti stanno a casa. Quindi in effetti questi sono i ragazzi che potete fare anche delle domande, a loro vi risponderanno. Qualche domanda che vi incuriosisce la potete dire, ve la diranno in effetti. Vabbè, comunque calcola che secondo me questa diretta durerà parecchio, quindi in effetti non credo che durerà meno di un'ora. Quindi credo che la diretta di stasera durerà molto. Ma erano le 7:30 più o meno. Già da parecchio. Quindi diciamo che stasera staranno più o meno, devono essere una trentina di loro, che sono tutti quanti astronomi, quindi lo fanno per mestiere, chi per passione. No, no, è nuvoloso proprio, nero, 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 ma nulla. Quindi ragazzi, vi aspetto stasera alle 21, ma a parte che farò altri video, quindi non è problema, però lo dico per chi dopo non guarderà più nessun video. Alle 21 stasera, sì, sono bravi, Avvocatella, parlano di tutto loro, di UFO, astronomia in generale, diciamo un po' di tutto parlano, quindi li ho diciamo infettati un po' anche a livello di misteri in effetti. Loro sono preparati sull'astronomia, quindi luna, alieni, diciamo queste cose qua. Quindi diciamo che stanno avanzati su queste cose qui loro, buchi neri, queste cose qua, diciamo, loro sono molto preparati, però anche io stasera già ho preparato tutti i miei argomenti, quindi anche io stasera di certo non sfigurerò. Quindi già mi sono posto le domande, non le domande, già i concetti in effetti, quindi sapendo che si parlerà di tutte queste cose già mi sono preparato a cosa mi aspetterà a dire in effetti, quindi stiamo in preparazione, quindi non possiamo fare brutte figure ragazzi. Devo vedere chi sono, ti dico la verità, non lo sono. No, stasera alle 21 arriveranno i ragazzi sul canale, scriveranno come fate voi adesso e qualcuno se vuol fare una domanda la farà loro, quindi qualcuno può dire che cos'è un buco nero, che ne so, avete mai fatto fotografie di alieni e loro vi risponderanno,
Avete mai visto qualcosa di insolito? Loro ve lo diranno in effetti. Vabbè, questo è normale, giochiamo in casa, quindi. Però sono ragazzi che mi hanno fatto entrare nel loro canale privato, loro hanno un canale privato, non è che diciamo invitano a tutti, capisci? Quindi in effetti sono stato invitato in questo canale di astronomia che sta su Telegram, in effetti è una chat privata dove stanno tutti questi ragazzi che fanno questo per mestiere, chi per amatoriale, diciamo, e queste cose qua. E quindi mi hanno invitato tramite Stellar, che voi vedete molto spesso sul mio canale. Poi ci sta un ragazzo piccolino che ha la mamma che lavora con la NASA, quindi ragazzi abbiamo molte persone, diciamo, che abitano nel cose molto grandi più di noi, quindi sono persone che stanno in contatto con la NASA, che se hanno problemi che non riescono a capire una cosa contattano l'osservatorio, quello alle 21, alle 9 stasera, 21, no alle 17, alle 21, alle 17 non ci sta nessuno, alle 21 di stasera. Quindi diciamo quasi nel finale, così chiudo la serata col canale, anche perché credo che la diretta durerà molto, quindi credo che più di un'ora durerà, in effetti parleremo di tante cose, quindi mentre uno domanda, uno fa una risposta, uno fa una battuta, un altro fa una cosa, il tempo passerà, quindi diciamo che sarà più di un'ora sicura la live. Vabbè ragazzi, ci sentiamo più tardi, tanto fino a stasera voglia di video e poi ci vediamo stasera alle 21 con i ragazzi dell'osservatorio. Buona giornata a tutti ragazzi e ci sentiamo dopo. Ciao a tutti.